È la mia esperienza politica. Lo faccio perché è conosciuto all'ufficio, avrei detto cioè è una persona che in nome e per conto dei principi che abbiamo portato avanti all'interno della provincia dove sta facendo il suo lavoro, è una persona che ci ha fatto onore a questo territorio e quindi conosce il territorio ed è in grado di poter cominciare ad amministrare una realtà che ha bisogno non solo di esperienza, ma mai come qua di non ripulire, perché mica ogni volta che venite a rapire, dobbiamo anche ho finito. Non vi preoccupate, ci hanno provato in tanti a zittirci, ma non ci riusciranno. Ho voluto cominciare da qui per dare una spiegazione logica di quel che è la coalizione che appoggia Di Nerito. Quindi io intendo ringraziare gli altri partiti che come me ci hanno messo la faccia, ci mettono la faccia e stanno insieme a noi. Lo dico perché votando Di Nerito non votate solo l'Italia dei Valori, votate innanzitutto una squadra e delle liste al cui interno si sono poste delle persone che rispetto all'amministrazione uscente hanno voluto rappresentare e vogliono rappresentare un'altra amministrazione, cioè la diversità. Sono ancora più esplicito. Non è che bisogna mettere insieme le sigle e i simboli, perché dietro le sigle e i simboli, adesso come nella Prima Repubblica, ci deve reggiare l'acqua santa, da tutte le parti. Voglio dire, noi dell'Italia dei Valori qua in Abruzzo abbiamo avuto pure Lazio. Bravo! Quindi cosa voglio dire ancora di più? Nella Prima Repubblica c'era Salvolino e Ciancimino, ma c'era pure Mattarella e Pio La Torre. C'erano persone, cioè, anche nella Prima Repubblica, che hanno fatto il loro dovere e hanno dato la vita per il loro dovere. Nella Prima Repubblica, come nella Seconda Repubblica, quindi, prima di tutto vanno guardate le facce, le persone con la loro storia personale, con il loro impegno politico, con le loro scelte di campo quando stavano all'interno della politica. Noi tra questi, il PD con noi, 5 anni fa avevamo fatto una scommessa, ma poi ci siamo resi conto con chi avevamo a che fare e ce ne siamo andati. Questa è responsabilità. Questa è responsabilità. Vuol dire che qui a Spoltore persone di buona volontà, pur provenendo da esperienze politiche diverse, stanno cercando di mettersi insieme, di mettere insieme una squadra per governare la città nell'interesse di tutti i cittadini senza fregarsi quel che si sono fregati gli altri. Questo è il dato di fatto. Voglio dare questa spiegazione perché sono onorato con le persone che sono di stare con le persone che sono su questo palco. Quando qualcuno mi ha detto ma come ti trovi? Mi trovo bene e ci troviamo bene perché abbiamo fatto una scelta di campo riguardante la qualità delle persone e le mani pulite delle stesse. Stabilito questo, sono venuto a chiudere proprio qui, che è la coalizione più singolare d'Italia, è la coalizione più singolare d'Italia, perché non si è potuto fare diversamente. È vero, ci potevano stare anche altre sigle con noi, che per partito preso hanno detto di no, oppure che invitano al voto di protesta. Ora, lo voglio dire anche qui, io non ho nulla contro i partiti che rappresentano la protesta, anzi, adesso che è finita la campagna elettorale, lo possiamo pure confessare, vero o no? Lo possiamo confessare, Carlo. Noi siamo per la democrazia più assoluta. Cosa vuol dire? Che quando ci sono delle persone che si vogliono mettere in gioco, è giusto che sia il cittadino a decidere.
non cioè ci mettiamo di traverso per impedire a loro di misurarsi. Gli amici di Grillo avevano difficoltà a trovare chi gli autenticava le firme. Noi siamo stati tra quelli che a Spoltore piuttosto che a Montesilvano gliele abbiamo autenticate, ma mica perché gli chiediamo di votare loro, perché riteniamo che il cittadino deve essere libero di scegliere e che questa è democrazia e questa è responsabilità. Dopodiché io voglio che votate noi non perché ci siamo solo noi, ma perché siamo convinti di saper fare meglio degli altri e con le mani più pulite degli altri. Non vi chiediamo un voto contro gli altri, vi chiediamo un voto per la qualità di questa coalizione, per la qualità di Luciano, per la qualità della squadra che intende creare. Certo, vi invitiamo in questo momento a un voto non solo di qualità, ma anche utile. Perché se fai solo un voto di protesta è bello fino al giorno 6 a sera, dal 7 mattino non serve assolutamente a niente, perché dal 7 mattina governa quello che ha avuto la maggioranza di voti di quelli che andrà a votare. E se tu il voto spontaneo, il voto libero, il voto di protesta lo fai andare perso, alla fine l'unico voto che risulta è il voto costretto, obbligato, comprato, venduto, ricattato, il voto cioè in cui, ve lo ricordate come dicevano i nostri genitori, questo è tu hai parlato del papà, pure a me, mamma, sai cosa mi diceva? Quando volte guardavo un politico dice ma io c'era io con la mano appesa, con le mani, sapete cosa voglio dire? Mi provavo a dire in Padania ma non mi hanno capito nessuno, mi hanno fatto una polenta là, con le mani, e io cercavo di capire, poi ho capito la ventricina, la salsiccia, le uova, la gallina, e quando andava bene prosciutto e salame. Allora questa è la ragione per cui noi non ci vogliamo, non l'ho detto fino adesso ma l'ho voluto dire fino adesso, perché non teniamo il confronto ma richiediamo un voto di responsabilità. Dopodiché però per l'amor di Dio io voglio andare al governo per quel che crediamo sappiamo fare, possiamo fare. Ecco, l'Italia dei Valori voi sapete benissimo è una formazione politica che è nata in un momento post-ideologico e sapete benissimo che anche gli altri partiti che sono lì hanno dovuto fare uno sforzo importante post-Prima Repubblica. Perché? Perché ormai il muro di Berlino è crollato. Certamente il comunismo inteso come ideologia ha perso rispetto alla storia, ma questo capitalismo così come è strutturato dei banchieri, dei finanzieri, delle lobby e dei poteri forti non ci piace. Noi vogliamo che qui, come in tutto il paese, chi fa politica non sia al servizio dei poteri forti, non sia al servizio di tutti i cittadini, e sappiamo che qui, come in tutto il paese, Luciano dal giorno 7, noi dal 2013 quando andremo alle elezioni, vogliamo cercare di mettere in piedi una squadra che si occupa di una politica che rilancia una maggiore uguaglianza sociale. Nel nostro paese quel che va male è proprio questo, che cioè più passa il tempo più c'è una maggiore divaricazione sociale, pochi stanno troppo bene, stanno troppo male, e il sistema dei poteri forti. Io perché noi dell'Italia siamo contro il governo Monti? Lo voglio dire anche perché qui ci sono dei partiti che lo appoggiano il governo Monti. Attenzione, io sono molto contento che ci sta Monti al posto di Berlusconi. Poi finalmente mi posso confrontare con le idee, con la politica e con i programmi, ma prima di vergognare, non si poteva uscire, ci tiravano tutte per puttanie, e che cazzo, non ne potevamo più. Quindi questa idea che noi dobbiamo sconfiggere non è l'idea centrodestra e centrosinistra, ripeto, buoni e cattivi ci stanno dappertutto, è questa idea della politica strumentale agli interessi proprio che il berlusconismo ha portato avanti. Non è il Berlusconi in sé di cui dobbiamo fare parole, ma i berlusconini che hanno portato avanti in tutto il territorio, tanto è vero che anche qui a Spoltore ne è arrivato qualcuno, e si è pure tentato di governare, e come lì anche qui sono dovuti arrivare i carabinieri.
Cioè questo modello di una politica asservita a se stessa, che la politica serve per sistemare i propri affari, non per servire il territorio. Questo è quel che noi rivendichiamo. Questa è la ragione per cui io credo che ci sia più presto bisogno di un governo politico e non di un governo tecnico. Nel governo politico io credo che sia necessario fare delle scelte di campo. Scelte di campo che a mio avviso, nel momento in cui ce ne stanno pochi di soldi, bisogna stare più vicino a quelli che ne hanno più bisogno. Non lo so se questo è di sinistra o di destra. Gesù Cristo, voi siete un po' Gesù Cristo, mica era comunista, però è il primo socialista della storia. Bravo! È vero! Cioè voglio dire, non abbiamo bisogno di scomodare Marx o chissà chi. Abbiamo bisogno di una politica che si renda conto che non si può far quadrare i conti soltanto sul piano ragionieristico, ma bisogna andare a vedere nei momenti bisogni dove prendere, cosa fare. Se c'hai 4 soldi non è che tu ti puoi mettere a fare le feste come i sindaci spreconi, che ne abbiamo visti tanti in Italia, vanno in giro per il mondo, fanno feste e festicciole e magari poi non hanno i soldi per mandare all'ospizio persone che non sanno più come vivere, non hanno i soldi per fare assistenza sociale, non hanno i soldi per mandare i bambini a scuola, non hanno i soldi per assicurare l'autobus la mattina che va a prendere la persona che non può andare da nessuna parte. Allora è chiaro che l'impegno che devi prendere a questi cittadini è proprio questo. Cercheremo di aiutare prima di tutto chi ne ha bisogno, perché chi ce l'ha, la sanità privata la trovo, la scuola privata la trovo, l'oggettivo lo trovo, insomma. Però io lo dico sempre, noi dobbiamo crederci e credere che una diversa politica possa essere possibile. Ecco, per cui proprio questa conclusione del momento elettorale sono da farlo qui a Sportore, veramente l'ultimo. Adesso sto andando a San Salvo a salutare un amico, ma a salutarlo soltanto perché chiudo proprio qui, perché voglio chiudere con un appello rivolto veramente, avviciniamoci tutti insieme per salutarli tutti i nostri concittadini, proprio con i candidati, avviciniamoli tutti, perché in questo momento io non mi sento una persona dell'Italia dei Valori che parla per l'Italia dei Valori, mi sento una persona che sta vicino ad altre persone che vogliono metterci la loro faccia, il loro impegno, che non guardano gli schematismi, diciamo così, dell'alta politica nazionale, ma guardano gli interessi concreti di questo territorio, perché altrimenti a forza di guardare semplicemente gli schematismi di chi sfotta l'uno e sfotta l'altro, alla fine qui si fa come la storia del medico, operazione perfettamente riuscita, il paziente è morto, Sportore non ha più un futuro e viene riconsegnata a quella banda che ci stava prima. Anche perché è cambiato i nomi, ma voglio dire, le file dietro sono sempre le stesse a tirarle. E voi lo sapete bene che io vengo qua stasera, l'ho già capito in un quarto d'ora, voi l'avete capito da 5 anni. Che cavolo! Non potete essere convenienti, e la ragione sia la vostra responsabilità. Quindi io con questo appello chiudo il mio intervento con un grande abbraccio collettivo che vi diamo insieme a Luciano, insieme ai rappresentanti di tutti i partiti, insieme a tutti i candidati che sono qui, a tutti i candidati che ci stanno mettendo la faccia e, come ha detto il sindaco, alle loro famiglie che ne devono pagare le conseguenze. Così ha detto mia sorella a me quando gli ho detto che faccio, lo faccio no, fai il tuo dovere e paghi le conseguenze. Grazie.